Eder. Mech. Pallister. 1. Ricerche sulla Formula 1. Le ricerche effettuate sul cellulare di Liliana Resinovic in date vicine alla sua scomparsa riguardo la Formula 1 suscitano interrogativi. Sebastiano nega di averle fatte, ma non esclude che possano essere state effettuate dalla moglie. Tuttavia, ammette che entrambi non erano grandi appassionati. Un'analisi dettagliata dei log di accesso potrebbe rivelare l'ubicazione esatta del dispositivo al momento delle ricerche, fornendo così indizi sulla presenza di Liliana o Sebastiano in prossimità del cellulare. 2. Ricerca sulla GoPro. Anche questa ricerca è attribuita a Liliana da Sebastiano, nonostante lui sia il proprietario della GoPro. Se il cellulare fungeva da router per la casa e veniva usato da entrambi, è plausibile che entrambi avessero accesso e motivazione per effettuare delle ricerche. Tuttavia, l'insistenza nel negare certe attività sul cellulare solleva dubbi sulla sincerità delle dichiarazioni di Sebastiano. 3. Le ricerche dopo la scomparsa. Questo è l'elemento più strano. Ricerche effettuate dal cellulare di Liliana dopo la sua scomparsa, in un periodo in cui Sebastiano aveva già consegnato il dispositivo agli inquirenti, suggeriscono due teorie principali. La sincronizzazione automatica di ricerche effettuate su altri dispositivi collegati allo stesso account Google o similare, ma in questo caso ricostruibile con una verifica informatica, o, soprattutto, l'accesso al cellulare da parte di un terzo non identificato. Se Liliana avesse utilizzato un altro dispositivo, ciò potrebbe indicare che era viva dopo la sua scomparsa presunta. Tuttavia, questa teoria richiederebbe che avesse accesso a un altro dispositivo mobile o computer collegato allo stesso account del Samsung e questo lascia tracce. 4. Il comportamento di Sebastiano. Le contraddizioni, le mezze verità e le piccole o grandi bugie potrebbero essere interpretate come tentativi di nascondere qualcosa o semplicemente come reazioni di una persona sotto stress e paura di essere incolpata giustamente o ingiustamente. La sua insistenza nel negare di aver effettuato ricerche potrebbe riflettere un tentativo maldestro di distanziarsi da qualsiasi cosa che possa incriminarlo. La chiave per risolvere il mistero risiede nell'analisi forense del cellulare e di altri dispositivi elettronici associati a Liliana e Sebastiano. Bisognerebbe esaminare la cronologia di sincronizzazione, i log di accesso alla rete, le ubicazioni GPS registrate dai dispositivi, e qualsiasi forma di backup cloud che potrebbe rivelare attività nascoste o cancellate. Inoltre, l'analisi delle celle di telecomunicazione potrebbe fornire altri dati preziosi sull'ubicazione dei dispositivi mobili correlati a specifici intervalli di tempo, incluse le date di fine dicembre, quando gli stessi erano ufficialmente in mano agli inquirenti. La discrepanza tra le dichiarazioni di Sebastiano e le attività registrate sui dispositivi potrebbe essere spiegata da una serie di malintesi o, alternativamente, potrebbe nascondere indizi vitali sulla dinamica degli eventi che hanno portato alla scomparsa di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.